Il sindacato, innanzitutto ci tengo a dire un venerdì nero che il sindacato ci tiene a dover dire a tutti i cittadini, con grande dispiacere siamo costretti a questo, perché è importante garantire il trasporto pubblico, ma è anche importante garantire i diritti dei lavoratori che lavorano per tutti noi tutti i giorni. Perché? Perché è fermo da più di un anno un contratto nazionale senza rinnovo a dei lavoratori che hanno subito l'inflazione, come tutti i lavoratori italiani. Molti contratti sono stati rinnovati, quello del trasporto pubblico è un contratto che è fermo. Lo sciopero ha visto unite questa volta le principali sigle sindacali che vedono nella salvaguardia del servizio di trasporto locale una priorità per la tenuta del paese. I contratti vanno rifinanziati per salvaguardare indirettamente il tessuto economico dei territori. Purtroppo questo settore, che non è un settore che interessa solo i lavoratori ma interessa molto di più i cittadini, negli ultimi anni ha perso finanziamenti dallo Stato per circa 1,5 miliardi. Oggi c'è una manifestazione nazionale, probabilmente le segreterie nazionali verranno ricevute anche dal Ministero per trovare le risorse, per dare un servizio alla collettività. Ricordiamoci che un paese dove non funzionano i servizi pubblici è un paese di serie B. È inutile lamentarsi che non troviamo autisti che fanno quel mestiere quando gli stipendi sono fermi e l'inflazione sale. Anche sul fronte sicurezza gli autisti chiedono maggiori garanzie, un lavoro che come altri a stretto contatto con l'utenza registra un crescendo di episodi preoccupanti di violenze e aggressioni. Una protesta che, se non otterrà risultati concreti, avrà ulteriore seguito in altre forme. Il trasporto pubblico efficiente vuol dire potersi muovere, poter andare a lavorare, poter non abitare necessariamente vicino al posto di lavoro, vuol dire tutto il territorio. Vicenza c'è stata una grande partecipazione dei lavoratori, purtroppo i cittadini questa cosa l'avranno misurata, abbiate pazienza e aiutate i lavoratori del trasporto pubblico.